Buongiorno. 14 aprile. Una meraviglia. Sì. Sei contento della neve? Lui sta sempre così, poi si scatena. Pepe, sei contento della neve? Allora ieri sera poi sono andata col tappirulano. Il problema è che ho iniziato a star male, mal di pancia. Era un po' che non mi veniva quel mal di pancia forte e niente, sono stata malissimo. Infatti anche per addormentarmi ci sono stata una vita. Mi sto bevendo il mio latte, ho mangiato i biscotti. E adesso devo andare via perché è quest'ora. No, in realtà sono le 6 e qualcosa. 6:34. Ecco, quello devo ancora sistemarlo. Credo rimarrà così fino al prossimo anno. Fino al prossimo cambio ora. Al prossimo anno. Ciao Momosu. Bravo amore, saluta tutti. Bello. Ma non vengo a giocare con te, non ho tempo, amore mio. No. Pippo! Non è possibile. Io ha parlato fino adesso non parla più. Ma Pippo? Dimmi, amore. Mimi? Pippo? Dimmi. Sì. Cosa? Cosa c'è? Perché vai di là? Mao! Non so cosa vuole. Cosa voglia. Ciao! Ciao! Pippo? Ciao! Ciao! Ma che bel mizio! Wow! Quindi è bello, Bubusiu. Pepe? Pepe. Ciao! Oddio, che sonno! Ciccione! Allora, oggi è il 14, giorno dopo ieri, 16:25, e qua sto facendo la torta, sta facendo l'ultima cottura, quindi l'altro lato, la base diciamo, e questo è quanto. Questa volta non si sono staccate le mele, perché le fragole sono più succose, rilasciano molta più acqua e tendono ad attaccarsi molto di più alla carta, nonostante io ci metta il burro e tutto. E invece questa volta con le mele è venuta giusta. Io cerco sempre di farci tipo un disegno con le mele, ma in realtà no. Stavo usando il tappirulano, ma mi ero fermata un secondo, sono a 17 minuti, 1,34 km. Mi ero fermata un secondo a girare la torta e adesso qualche minuto la faccio cuocere da quella parte e poi è pronta. La metterò di fuori. E cosa volevo dirvi? Niente, ho anche steso, però oggi vi dirò è fresco. In questo momento non si sta neanche male, però c'è vento, che in realtà adesso c'è solo un po' di arietta. Va a momenti, è caduto il tappeto. È caduto il tappeto, ragazzi. Ah, è caduto, ma Pepe ci ha dormito sopra, a quanto pare. Questo furbacchione. Sì, perché li ho lasciati fuori, non mi sono neanche più ricordata di rimetterli in bagno. Ho messo a prendere aria. Vabbè. Pipì è sempre qua sotto. Ciao Pipì. E voi ormai sapete che quello è il suo posto. Qui la legna sta finendo, no, nel senso abbiamo iniziato a consumare questa perché l'altra l'abbiamo finita. Abbiamo deciso di bruciare tutta questa qui che c'è in poggiolo e poi rifare tutto
nuovo, perché rifare tutto, rifare la legna insomma, o comprarla anche. Abbiamo visto che alla fine conviene anche quasi comprarla. Quest'inverno che è stato molto freddo, siamo andati avanti con la legna comprata a dicembre, primi di dicembre, e siamo arrivati fino a febbraio-marzo. Adesso non mi ricordo, forse marzo. Eh sì, c'è durata parecchio e quindi alla fine mi sa che ci converrà comprarla, perché farla si fa sempre tanta fatica, non si ha tempo, lavoriamo tutti e due, è sempre un po' impegnativo. Questo si è tutto asciugato? Beh, i calzini no, però sono abbastanza asciutti. Ci dai. Pepe? Dici, raccontaci Pepe, raccontaci. Cosa dici? Andiamo a finire di fare il tapirulan. Facciamo ancora una mezz'oretta, se riesco. Facciamo se riesco. Perfetto, direi. No, se riesco sì a fare ancora mezz'ora. Qua dovremmo esserci adesso, che buona. Cioè questa qua ne mangiamo metà subito io e Franz. Cioè, come niente è finita questa torta, Va via come il pane. Come il pane appena fatto, ecco, uguale. Nel frattempo che vado di camminata, mi sto guardando video su YouTube, alla fine mi trovo bene così, mi metto qui davanti alla TV e sto da Dio praticamente. Sto guardando un video di Mia, dei regali di compleanno, che non l'avevo visto. Non è che non sono iscritta al suo canale, però ogni tanto mi piace guardare i suoi video. Ci sono delle persone che guardo ogni tanto senza essere iscritta, però so che molti lo fanno col mio canale, per cui lo faccio anch'io con gli altri, ma non per cattiveria, proprio perché non mi va di essere iscritta, perché non mi piacciono tutti i video, però guardo ogni tanto qualcosa, quello sì. Adesso devo mettere a caricare la batteria perché è scarica. Che bello. Allora, questa è la torta finita. Questa volta è venuta meglio all'interno perché l'altra volta era venuta quasi gommosa. Probabilmente o avevo messo troppo poco lievito o non lo so, non so spiegarmela questa cosa, comunque non era venuta giusta l'altra volta. E sono 2 volte che utilizzo solo l'albume dell'uovo, perché sapete che a me il tuorlo fa male, devo stare attenta, mi dà un po' di problemi. E quindi tendo a usare l'albume adesso, anche se con un uovo intero viene molto meglio. La ricetta è qui sul canale, scrivete torta in padella Marina Perino, insomma torta in padella, trovate mille ricette, alla fine questa è quella migliore. E vi faccio vedere anche da vicino l'interno, solo che non la mette bene a fuoco perché non c'è abbastanza luce. Comunque cioè, come faccio a farvi capire che è sofficissima? Cioè, è buona come torta perché in padella non viene secca, viene bella umida. È una cosa che mi piace tantissimo. È proprio morbidissima. È una meraviglia questa torta. Vabbè, comunque, questo è tutto lo zucchero che si è caramellato. È una meraviglia. Bene, e già due fette se ne sono andate. Cioè, questa è un attimo finirla, veramente. Che buona. Dopo aver fatto tapirulano un'ora, la ricompensa è la torta, che comunque so cosa c'è dentro, quindi non ci sono schifezze. Guardate che è soffice. Cioè, bellissima. E buonissima. Cosa vuoi in questo momento? Pepe? Ma, cosa stai facendo? Vieni qua. Dai, vieni, andiamo sul tapirulano. Ho provato a metterlo sopra, ma non capisce come funzioni la cosa. Vieni. Lui guarda la scritta che scompare, poi ricompare, poi riscompare. Vero Pepe? Vabbè, Pippo è ancora di fuori. Qui il tempo è decisamente peggiorato. Proprio peggiorato, è pieno di uccellini, è pieno. Comunque è molto più chiuso rispetto a prima, peccato, che se era bello oggi. Vabbè,
la roba si sarà presa anche l'umidità ormai. E adesso accendo il fuoco perché si è fatta una certa che sono le e vorrei anche lavarmi 17:23. Sì, effettivamente forse è il caso che io sistemi il tutto e vada a farmi una doccia. No, devo accendere il fuoco prima della doccia e devo ancora fare il letto, quindi sono un po' in ritardo, vero Pepe, oggi? Infatti domani o dopodomani penso andrò a fare la spesa. Oh, che bello Tippi, ciao! Perché è un po' che non vado, ecco, scappato 2 settimane, è un po' che non vado a far spesa. Eh sì, ormai 2 settimane. Sì, quindi è quasi ora ormai di andare a ricomprare qualcosina. Dai Cippi, guarda Cippi, Cippi, voglio farvelo vedere, eccolo, che bello. Canta come un pazzo. Poi sono tutti grassi perché io gli do da mangiare. Ciao! Ecco, volato. Ma ce ne deve essere un altro qua, da qualche parte. Ah, laggiù, no, niente. Già volato via. Ah, vabbè. Comunque.